La procura di Padova ha aperto un'indagine sulla morte della piccola Olesia, la dodicenne ucraina, travolta e trascinata da una motrice di un treno merci mentre stava attraversando il passaggio ferroviario di via Friburgo. La piccola stava tornando a casa da scuola con le amiche. In 3 sono riuscite ad attraversare. Olesia, l'ultima della fila, è stata colpita dal convoglio diretto all'Interporto. Il macchinista, sotto shock, ha tentato invano di frenare, ma anche se la velocità non era sostenuta, non è riuscito ad evitare l'impatto. L'uomo ascoltato dagli agenti della Polfer ha riferito che le sbarre del passaggio a livello erano abbassate, di aver visto la dodicenne accovacciarsi e poi attraversare. L'urto con il treno ha provocato ferite gravissime alla bambina, deceduta nella notte dopo il trasferimento in terapia intensiva. La procura non esclude di sentire in sede protetta nei prossimi giorni le amichette che erano con lei. A livello ogni volta fanno incidenti qua, sempre vediamo le volanze. Intanto questa tragedia riapre la polemica sulla sicurezza, sull'attraversamento pedonale lungo i binari di via Friburgo, che i residenti da sempre definiscono troppo pericoloso. Abbiamo chiesto da anni che qua venga fatto un sottopassaggio che ci permetta di realmente unire i due quartieri che di fatto sono uniti per le necessità dei quartieri stessi. Abbiamo anche chiesto che venisse eliminato questo tratto di ferrovia legato, però questo non è possibile e allora capendo, almeno un sottopassaggio. Una tragedia annunciata per il comitato Stanga, che chiede che le sbarre del passaggio a livello siano sostituite con un modello che impedisca completamente il passaggio a pedoni e biciclette, che ora hanno un varco libero per poter passare anche quando sono chiuse, come è accaduto anche oggi, proprio sotto i nostri occhi. Le tempistiche sono molto lunghe, per cui a volte può capitare, soprattutto se c'è un passaggio di 2 treni uno dietro l'altro, che rimanga chiuso anche un quarto d'ora, 20 minuti, e diciamo che sfida la pazienza delle persone. Sono stata mezz'ore a aspettare perché si rischia la vita, poi qua c'è il traffico, quindi non c'è sicurezza. Dovrebbe esserci un po' più di controllo magari. Dopo la morte della piccola Olesia, ora il comitato Stanga chiede che sia reso sicuro il tragitto degli studenti verso le scuole che si trovano nel quartiere dall'altra parte dei binari. Immediatamente si può mettere una navetta per queste scuole. San Lazzaro non ha le scuole e abbiamo bisogno che i bambini delle elementari e delle medie da San Lazzaro possano arrivare alle loro scuole della Pacinotti e della Giovanni XXIII in sicurezza. L'unica cosa è una navetta.